A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno odierno che inizia con una prova riservata a 2 anni, Maiden, Eva dei Greppi, Elodie ZS, Expo dei Greppi, Elettra Piz, Estelle ASM, Elton Francis in prima fila, Istel Mill, Evo Lassi, Eva Light, Epic Man in seconda. I favori sono per Elodie ZS, numero 2. Macchina che stacca e in partenza numero 6 Elton Francis, squalificato, che ci porta a condurre le Trappist, mentre ha avuto problemi Stella SM. In seconda posizione Elodie ZS è seguita da Eva dei Greppi dopo i primi 200 metri di gara, posizione che tendono ad assestarsi. E tutti in fila indiana praticamente, a parte Eshal Mill che avanza all'esterno gradualmente dopo 400 metri completati in 33 scarsi. Andiamo ora sulla piegata, posizioni che non cambiano, continua nella sua risalita il numero 7 Eshal Mill e va a posizionarsi in terza posizione lungo la corda. Intanto se ne vanno anche i primi 800 metri di gara, con leader sempre Elettra Piz nei confronti di Elodie ZS, ora all'esterno, cerca di risalire Eva dei Greppi. Tanto chilometro, se ne va nell'ordine dell'1:24,8 ufficiale. All'esterno il numero 7 è spostato ed è Esha Mail, mentre a largo anche Eva Light anticipa Estelle ASM, che si è ripreso dopo l'incertezza iniziale. Davanti però c'è sempre il numero 4 di Elettra Piz, che arriva a 600 metri dalla conclusione, con a ridosso Eshal Mill, poi alla corda Elodie ZS, ancora Eva Light, via via gli altri quando siamo a 450 dalla conclusione. La lungo deciso ora numero 2 Elodie del Battistrada, ha sbagliato invece Elodie ZS, prende vantaggio Elettra Pizza a 300 dalla conclusione, si distacca in avanti ed entra in solitaria addirittura d'arrivo per ampliare il proprio vantaggio e numero controllare 10, la situazione. Man, vittoria nettissima per Elettra Piz. Carmine Pisquoglio in sediolo, secondo posto per Eva dei Greppi, mentre al terzo è ancora il numero 9 Eva Light. 1:18 il ragguaglio conclusivo, con un bel 29,6 a chiudere primo piano per Elettra Piz, primo successo in carriera per questa allieva di Carmine Pisquoglio, del signor Luigino Pizzolato, in training da Giuseppe Gallo. Andiamo a rivedere le immagini finali con Elettra Piz, che vince davvero facile. Secondo posto per Eva dei Greppi, numero 1, al terzo il numero 9 Eva Light, 4:19 l'arrivo della prima Arcoveggio.